Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Straordinari gli ascolti ieri della festa del Santo, Sant'Antonio da Padova. La nostra diretta, che è iniziata alle 5:30, si è conclusa alle 22:35 su Rete Veneta, ha fatto registrare un vero boom di ascolti. Vedremo una sintesi di questa giornata straordinaria con tutti i nostri colleghi mobilitati, i nostri tecnici, in particolare la redazione di Padova ha seguito dall'inizio alla fine questo grande evento, ma adesso ci colleghiamo in diretta a Padova con dovremmo avere Chiara Gaiani, perché Chiara Gaiani è in compagnia di padre Ramina, che è il nuovo rettore della Basilica del Santo, che ieri è stato un protagonista di questa giornata. Vediamo se abbiamo Chiara Gaiani in diretta. Fammi sapere, Renato. E buongiorno da Padova, ancora una volta all'interno della Basilica del Santo, nel chiostro del noviziato. Ringraziamo per essere con noi il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina. La festa del 13 giugno è stata davvero un grande abbraccio a Sant'Antonio che abbiamo vissuto tutti insieme. Una giornata di grande festa, di grande partecipazione, non solo l'abbraccio a Sant'Antonio, ma direi anche l'abbraccio di Sant'Antonio, dato che si respirava proprio questo clima di accoglienza che il Santo sembra esprimere sempre nei confronti di tutti noi. Mi pare che questa grande partecipazione possa ancora una volta testimoniarci di come ci sia un grande desiderio, una grande sete di Dio e di punti di riferimento affidabili, e Sant'Antonio è, mi pare, uno di questi appuntamenti e punti di riferimento molto belli e affidabili per tutti noi. Ecco, come sempre molto emozionante il momento della processione lungo le vie della città. Sant'Antonio che esce proprio a incontrare Padova, in realtà incontrare tutto il mondo. Credo che esprima molto bene lo spirito di comunione, non sono persone singole che si mettono sui passi di Antonio, ma sono per lo più comunità, gruppi di pellegrini che affrontano tante volte anche una certa fatica, perché magari avevano camminato prima di giungere in Basilica, e quindi anche con un buono spirito di sacrificio. Ecco, 13 giugno non è la fine in realtà del mese dedicato a Sant'Antonio, ci sono ancora molti appuntamenti del giugno antoniano in questo proprio mese, in questo periodo ampio di festa per il Santo. Possiamo ricordarne alcuni di questi appuntamenti, direi innanzitutto il pellegrinaggio che i giovani che andranno alla giornata mondiale della gioventù faranno il sabato 17, dalla cattedrale qui in Basilica del Santo sono invitati tutti i giovani delle diocesi del Triveneto in mattinata, quindi verranno ad incontrare Sant'Antonio con i loro vescovi. Possiamo anche ricordare il concerto finale del Giugno Antoniano, che sarà venerdì 23 giugno con i Gen Rosso sul Sagrato della Basilica alle 20:45, un concerto dedicato alla pace. E un'ultima domanda, padre Rettore, è sempre emozionante, davvero Sant'Antonio regala a chiunque la carezza di cui ha bisogno. È sempre sorprendente, sì, come si possa sperimentare questa vicinanza, questa prossimità che il Santo accorda sempre. Credo che non si possa capire se non da qui, se non mescolandosi dentro i gruppi di persone che si avvicinano alla sua tomba, che visitano le reliquie, che si accostano al sacramento della riconciliazione, che partecipano con fede all'Eucaristia, un'espressione di fede molto bella. Allora ringraziamo davvero padre Antonio Ramina anche per tutti i giorni in cui ci ha fatto compagnia e continuerà a farci compagnia, quindi da Padova ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara e al rettore padre Ramina. È stata una lunga maratona per Rete Veneta, dalle 5:30 vi dicevo alle 22:30, con migliaia di fedeli e tante parole che testimoniavano la devozione durante la processione, ma anche all'ingresso della Basilica fin dall'alba. Vediamo cosa hanno detto ai nostri colleghi alcuni dei fedeli che hanno partecipato a questa grande giornata.
era il santo a cui era devoto mio nonno, e poi comunque noi siamo credenti, di conseguenza chi meglio di Sant'Antonio per proteggerci tutti quanti. Abbiamo sempre, è un santo che è di famiglia. Mi aveva portato una volta mia nonna da bambino, ecco, oggi siccome sono in cassa integrazione ne ho approfittato per venire a visitare. La devozione antoniana non si è fermata per tutto il giorno. Dalle 5:30 del mattino alle 22:30 sono stati oltre 20.000 i pellegrini che sono arrivati in Basilica per Sant'Antonio per celebrarlo nel giorno della sua festa. Ognuno porta nel cuore un ricordo legato al santo. Perché è devota a Sant'Antonio? In primis perché mi chiamo Antonia. Buon onomastico. Grazie, e poi perché faccio la 13ina d'anni di Sant'Antonio, per cui oggi mio figlio mi ha regalato questa giornata. Da dove venite? Da Codogno. Da Codogno, un paese che è stato simbolo nel 2020. Esatto, con tanti morti, tanti, compresa la mia mamma. E quindi adesso voi siete venuti qui a Sant'Antonio? Io vengo qua a Sant'Antonio da circa 10 anni, quando l'ho promesso alla mia mamma. Lei era devota dal 1954, quando si è sposata. Grazie, quindi ha mantenuto questa tradizione in ricordo della sua Ogni promessa si mantiene. Sant'Antonio è uno di famiglia. È uno proprio di famiglia, specialmente che ho il mio fratello sacerdote che è qui. Perciò veniamo spesso per pregare. Perché è un santo che fa un sacco di grazie, sono 800 anni che lui non c'è, eppure è qui e fa ancora le grazie. Pellegrini vengono da tutto il mondo, sempre di più. Lei è la prima volta che viene qui per Sant'Antonio o viene? No, vengo, sì. Lì mi sono sposata. I pellegrini sono arrivati da tutto il mondo. Da dove viene, signora? Io brasiliana, in Brasile. Brasiliana, lei è devota di Sant'Antonio? Tantissimo, credo a lui come credo a Dio. Ogni anno noi veniamo, molto interessante anche le preghiere nostre, noi ricordiamo sempre il Sant'Antonio, anche le nostre consorelle, le nostre preghiere mandiamo al nostro paese. Io sono della Bolivia, è venuto qui al santuario a visitare a Sant'Antonio de Padova per fortalecere la nostra fede. Storie di fede, di un legame con il santo che dura nel tempo e che il più delle volte nasce quando si è bambini. La piccola Noemi, 8 mesi, che vedete la sua mamma vestito da Sant'Antonio. Sì. Siete molto devoti? Sì, siamo molto devoti, e in realtà perché ho scoperto di essere incinta dopo che sono venuta a fare la visita al santo. Andiamo avanti con la cronaca, è sempre una pagina fittissima di notizie e di fatti di cui vi dobbiamo rendere conto. Ci sono i RIS di Parma, a casa di Franco Battaglia, l'ex datore di lavoro di Anica Panfile, la donna che è stata uccisa, è stata ritrovata sul greto del Piave. Andiamo in diretta ad Arcade da Christian Arboit. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Mi trovo qui davanti alla casa di Franco Battaglia, dove da questa mattina sono entrati in azione i RIS di Parma. I RIS di Parma accanto agli uomini e alle donne del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, guidati dal tenente colonnello Mura. È una giornata di rilievi, di accertamenti irripetibili, così nel gergo tecnico si cercano di fatto indizi sulla presenza di Anica Panfile, la 31enne trovata il 21 maggio scorso sul greto del Piave, esanime, un giallo in piena regola. Come sapete da alcuni giorni Franco Battaglia, molto noto alle cronache, è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Franco Battaglia che si trova attualmente a piede libero, quindi non c'è nessuna misura interdittiva nei suoi confronti. Ecco, possiamo vedere con Alberto Pivetta cosa sta succedendo di fatto in tempo reale. Donne e uomini in azione sono entrati ovviamente nell'abitazione del Battaglia, ma appunto questi accertamenti irripetibili riguardano anche mezzi, autoveicoli e probabilmente altre abitazioni, altre case dell'indagato.
Franco Battagia, che è un nome notissimo, dicevamo alle cronache, nel 1988 fu accusato e condannato per la morte, per l'uccisione di un rom sullo sfondo il racket del pesce. Insomma, un curriculum delinquenziale di tutto rispetto per quello che è stato definito più volte la primula rossa della Marca Trevigiana del Veneto, celeberrimi i suoi tentativi di fuga e poi le fughe compiute. Diciamo che il quadro è in evoluzione, gli uomini sono entrati questa mattina alle 10 in punto, pochi minuti prima all'interno dell'abitazione. Ci sono anche le legali di Battagia, i consulenti di parte, la PM che si sta occupando del caso, Valeria Peruzzo, e dicevamo i RIS di Parma con il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. Qui con me c'è l'avvocato di Luigi De Biase, che è il compagno di De Biasi, mi scusi avvocato, che è il compagno, era il compagno di Anica. Anche lei, avvocato, è presente? Sì, siamo qui, siamo venuti a vedere le operazioni del RIS. Ci auguriamo che ne esca qualcosa, però sinceramente non so nulla, quindi non vi posso dire nulla di che. Lei, diciamo, sta presenziando di fatto? Sì, solo questo. Perché lei comunque non potrebbe entrare come hanno fatto i legali di Battagia? Potrei entrare, ma sinceramente c'è già troppa gente e ho avuto l'impressione che il comandante dei RIS preferisse non avere tanta gente dentro per poter operare meglio, per cui sicuramente la mia posizione non è una posizione che necessiti di essere presente. Le mie indagini le sta facendo il RIS. Ecco, il compagno di Anica cosa sta dicendo in queste ore? Lo ha sentito anche poco fa? Ma già come ti dicevo ieri che ci siamo sentiti, il signor De Biasi sta attendendo l'esito delle indagini e basta, non sta facendo nient'altro, non si fa nessuna idea particolare, per cui attende solo l'esito delle indagini. Grazie avvocato, grazie davvero all'avvocato Fabio Amadio. Poi appunto si sono aggiunti anche gli altri colleghi della stampa che ovviamente stanno assistendo a questo sopralluogo. Del resto parliamo di un giallo in piena regola, quello di Anica. Per il momento con Alberto Pivetta direi che è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit. La tragedia di Mirano, un ragazzino di 12 anni investito da un'auto mentre era in bicicletta, ovviamente in lutto tutto il paese, shock tra i residenti di questo paese del veneziano. I funerali, ci racconta tutto al telefono Ilaria Marchiori. Quando si svolgeranno i funerali, Ilaria? Sì, buongiorno direttore, si è appena concluso il funerale di Andrea Marigo qui nel campo da calcio di Campocroce di Mirano. Hanno deciso di svolgerlo qui proprio perché questo era un luogo che Andrea frequentava tantissimo, il calcio infatti era una sua grande passione, oltre alla bicicletta dove sabato ha perso la vita mentre correva verso casa scontrandosi con un'auto. La cerimonia funebre è appena terminata, dopodiché un corteo di centinaia di persone che hanno preso parte ai funerali di Andrea si sono recati per le vie della città per poi arrivare in cimitero. Per questa occasione sono state esposte le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, anche quelli scolastici, e il sindaco Tiziano Baggio ha invitato anche tutti gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dei locali in segno di lutto. È stata una cerimonia davvero molto toccante per tutti i presenti, oltre a dimostrare la vicinanza della comunità in cui Andrea era molto inserito, secondo quanto ci hanno raccontato tutti quelli che lo conoscevano. C'erano molti compagni di classe, molti compagni di gioco, le sue ex maestre, perché Andrea aveva terminato la quinta elementare l'anno scorso, quest'anno aveva
terminato invece la prima media, quindi c'erano sia le maestre, l'istituto della scuola primaria, sia poi anche le insegnanti delle scuole medie. È stato difficilissimo per tutti trattenere le lacrime, anche per i compagni stessi. Al termine della cerimonia sono stati fatti volare in cielo tantissimi palloncini, sia bianchi che colorati, proprio in onore di Andrea, per lasciarlo volare in cielo. Questo ha detto chi l'ha salutato, è stato l'ultimo saluto, adesso lasciamolo volare, e così si sono alzati in cielo tutti questi palloncini proprio per Andrea, che da tutti era descritto come un bambino socievole e sempre disponibile. Qui da Campo Croce di Milano è tutto, io restituisco la linea allo studio. Allora, non mi sentiva, no? Non mi sente, purtroppo un'altra giovane vittima. Questa volta per fortuna non abbiamo dovuto raccontare di pirati della strada che uccidono e che scappano. In questo caso questo ragazzino di 12 anni è stato poi soccorso dall'investitore, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Andiamo a Pove del Grappa perché un uomo che aveva ucciso la moglie a martellate era stato condannato all'ergastolo, ma la pena è stata ridotta a 24 anni. Pena ridotta a 24 anni per Jazim Alla, il muratore albanese che nell'aprile del 2021 uccise con 12 martellate la moglie Dorina nella loro casa di Pove del Grappa. È la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che ha riformato quella di primo grado della Corte d'Assise di Vicenza, che aveva condannato il muratore 54enne all'ergastolo. In aula è prevalsa la tesi della difesa dell'avvocato Chiara Bellini, che ha puntato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come il comportamento collaborativo, la situazione familiare e le testimonianze di vicini e parenti, oltre al fatto che l'uomo non aveva precedenti penali e aveva confessato subito il delitto. Il femminicidio avvenne nella casa della coppia a Pove del Grappa, una lite violenta e i 2 figli minorenni che avevano trovato rifugio sotto il letto della loro cameretta mentre avveniva l'omicidio della mamma. La Corte d'Appello di Venezia ha revocato anche la decadenza della responsabilità genitoriale, confermata invece la provvisionale da 100.000 euro per ciascuno dei 2 figli. Rapina in casa la notte scorsa a Villorba, siamo sempre del Trevigiano. I proprietari si sono trovati faccia a faccia con i banditi. È la 4ª volta che entrano i ladri, ma la prima volta che me li trovo davanti, ha raccontato il proprietario. Stanno indagando i carabinieri. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Non hanno detto niente. Avete qualcosa? Avete qualcosa? Ho detto guarda, non c'è niente. D'altronde non c'era niente e difatti non hanno trovato niente. Quindi 200-300 euro sono portati da dove? Dal portafoglio che io ho il portafoglio e tutti i soldi che adesso tengo in casa tengo il portafoglio. Basta. Poche parole precise nel cuore della notte, fuori dalla camera dove Germano stava dormendo con la moglie. È lui a sentire dei rumori strani e alzarsi dal letto. Non è ancora l'una, le sequenze sono veloci, attimi però che per il 75enne non passano mai. Il faccia a faccia con i banditi sembra interminabile. Fortunatamente non c'è nessuna colluttazione. In 3 dentro casa. Sì, io ne ho visto 2, l'altro lo vedevo ma non ho visto da dietro, ma è stato proprio 3 secondi, 4, non so, in camera, e ha visto che i cassetti erano tutti vuoti e ha fatto così e sono partiti. Che accento aveva, no? Che accento aveva? Penso dall'est, penso. Erano travisati? No, dall'est, perché hanno detto i carabinieri, non si sa, perché sono dall'est ma hanno tante province, allora dall'est sicuro. Ma sul posto, tra via Marconi e la laterale via Galilei, alle porte di Villorba, arrivano i carabinieri. Si scopre che i delinquenti sono entrati da una finestra che dà sul seminterrato, la stessa che Germano per tutto il giorno ha cercato di aggiustare. C'è un po' deluso, cosa vuole? Non ti aspettavi adesso, perché adesso che non abbiamo niente, che caso vuoi prendere? Cioè, non abbiamo più niente adesso. Cioè il nostro lavoro è finito, siamo in pensione, cosa dobbiamo fare? Sua moglie è preoccupata? Beh, un pochino, sì, adesso ho preso paura. Ho preso paura più che sia. Come fa a non prendere paura? Una volta che succede? No, questa è la 4ª volta, ma allora 15 anni fa però. La 4ª volta che le entrano in casa? Sì, ma ancora, ma che a volte non li abbiamo mai visti, sono venuti così, hanno, come si dice,
rovesciato un po' di roba, però non ha trovato, sì, ha trovato dell'oro, capito? Ma soldi no, soldi quasi mai. A trovare la famiglia Girotto anche il sindaco Francesco Soligo e tanti vicini di casa. Li ho trovati molto impauriti. Noi assieme ai carabinieri abbiamo fornito le immagini di 2 telecamere di varco che sono lì vicino, sperando che possano portare a individuare i malviventi. Posso invitare la cittadinanza di essere proattivi e segnalare qualsiasi movimento sospetto sia nelle ore pomeridiane, nelle ore serali, per poter magari intercettare prima questi casi. Sì, dopo sono arrivati con i figli, adesso ne arriva anche un altro, degli amici, sì. Abbiamo avuto con la visita del sindaco, sì, ha fatto piacere. Questo pomeriggio alle 15 i funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Vediamo immagini da Piazza Duomo dove sta aumentando la folla. Sono previste migliaia di persone per le esequie del 4 volte Presidente del Consiglio e Presidente fondatore di Forza Italia, mentre infuriano anche le polemiche sul lutto nazionale. Molti politici si sono detti contrari e intanto ovviamente da parte del centrodestra reazioni, polemiche che continueranno, che purtroppo ci sono anche durante i funerali che stanno per svolgersi proprio nel centro di Milano. Ieri sera a Ring l'intervento di Flavio Tosi, che è il coordinatore parlamentare di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia in Veneto. Sentiamo. L'ultima volta che ci siamo visti e anche sentiti, non molte settimane fa, da lui, ovviamente a Villa San Martino, si parlava del coordinamento regionale, che poi appunto, come sapete, sono diventato coordinatore regionale, e mi ha rimproverato per la barba, purtroppo la faccio non spesso. Che idee aveva per il Veneto Silvio Berlusconi, guardando magari anche alle regionali del 2025? Ne avevate parlato? Avevate parlato di autonomia? Di che cosa? Allora, di autonomia parlammo, anche perché essendo un liberale Berlusconi, perché penso sia l'incarnazione dell'uomo liberale, ovviamente è autonomista e federalista, perché fanno parte dello stesso tipo di pensiero. No, quello che mi disse è che da me si aspettava che io costruissi una sezione, quindi un gruppo di persone per Forza Italia in ogni comune del Veneto, che è l'incarico che mi sono assunto volentieri e a maggior ragione adesso doverosamente porto avanti. Lei in questo momento è uno dei leader di spicco di Forza Italia nei territori, soprattutto nel nord Italia. Ma guardi, sarà la famiglia a dover decidere cosa sarà di Forza Italia, ma non perché il simbolo com'è nei fatti appartiene alla famiglia, ma perché per chiunque Forza Italia vuol dire Berlusconi, Berlusconi vuol dire Forza Italia. E quindi sarà la famiglia Berlusconi insieme ad Antonio Tajani, che è il coordinatore nazionale scelto da Berlusconi, a dover decidere come proseguire. Io sono convinto di una cosa, che si proseguirà senz'altro, perché Berlusconi aveva una serie di passioni. Lo sport, nel calcio è stato straordinario, come sappiamo, la comunicazione nella televisione, dove è riuscito a creare da solo a mani nude un impero da 5 miliardi e cambiando la comunicazione, e la politica, perché la politica non è che l'ha fatta perché avesse un interesse nel far politica, perché si è dimostrato, l'ha segnata per 40 anni, dal 94 ad oggi 30 anni, è stato il più longevo, nel senso con più giorni da premier all'attivo in assoluto nella storia della Repubblica, e quindi credo che gli si debba continuare con la storia di Forza Italia, perché era una delle cose nelle quali lui ha creduto, ha investito, l'ha portata a livelli straordinari, e quindi glielo dobbiamo. E questo era Flavio Tosi ieri sera nella puntata di Ring condotta da Christian Arboit sulla polemica contro il lutto nazionale. Sentiamo quella che è stata un'iniziativa partita dal Veneto. Vediamo. Questa solennità e questo riconoscimento non sono adatte
per questa figura è veramente un omaggio sbagliato, va contro la verità storica su Silvio Berlusconi. Una questione di principio, una presa di posizione doverosa. La racconta così Lorenzo Brutti, 42enne informatico di Mogliano, la decisione di lanciare su Change.org una petizione per chiedere la revoca del lutto nazionale nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Una scelta vissuta come una beffa se si pensa al passato anche recente. In Italia il lutto nazionale non è stato proclamato per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Invece, spiega Lorenzo, si è deciso questo omaggio per quello che nel testo della petizione si definisce uno spregiudicato utilizzatore finale dello Stato e del Parlamento che più volte ha sfruttato per emanare leggi che lo proteggessero dai procedimenti penali a suo carico. Una nota, insomma, stonata. Stonata perché offusca tutte le ombre che hanno fatto parte della storia politica di Berlusconi e sembra un tappo per mettere a tacere qualsiasi memoria futura sulla sua figura. È stata una figura molto divisiva tra chi lo sosteneva e chi era contrario alla sua visione politica. In questo modo è un velo che nasconde ulteriormente tutte le ambiguità. La petizione è partita in queste ore, nessuna velleità di cambiare il corso delle cose, ma una presa di posizione che resta chiara: dire no a una beatificazione giudicata umiliante per il Paese. L'abbiamo lanciata sapendo comunque che non cambierà le cose, ma per esprimere dissenso nei confronti di questa decisione. Ovviamente non cambieremo il protocollo, non riusciremo a raggiungere l'obiettivo della petizione, ma è comunque importante sentirsi liberi di poter dissentire. E questa mattina su tutti i giornali di nuovo il nome del nostro azionista di maggioranza, l'ingegner Giovanni Yannakopoulos, oltretutto con dei titoli anche sballati, perché a processo il patron di Media Nord-Est. No, non è a processo, è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Vicenza per le presunte minacce al direttore generale della ULSS Pedemontana Bramezza. È una storia che andrà avanti ancora per molto, perché la prima udienza è fissata, l'udienza per il rinvio a giudizio è fissata per il 10 ottobre ed è veramente sconcertante vedere il racconto così studiato a tavolino, utilizzando a piacimento delle intercettazioni anche non penalmente rilevanti, che riguarda un uomo di 82 anni che ha fondato questo network. È il più grande network del Nord-Est, uno dei più grandi d'Italia, e queste storie poi autorizzano dei ragionamenti complottisti, perché uno si chiede: ma viene rinviato forse, ripeto, a giudizio un imprenditore che ha creato questo gruppo editoriale, che è il più importante del nord-est, probabilmente perché questo gruppo editoriale dà fastidio, forse è scomodo, forse pesta troppi piedi, forse dà notizie e fa un'informazione non schierata, non paludata, che certamente non si fa scrupoli nel denunciare di servizi, in questo caso della sanità, e di quello che accade nel nostro territorio. Allora io vorrei dire chi è Giovanni Yannakopoulos, questo mostro che viene dipinto come una specie di grande burattinaio dell'informazione che decide che cosa devono dire e fare le televisioni. Giovanni Yannakopoulos è un imprenditore di grande esperienza che, tanto per parlare della sua esperienza televisiva, ha inventato il programma I Veneti schiacciati dalla crisi, condotto da molti anni da Mirella Tuzzato, e l'ha inventato proprio per aiutare gli ultimi, per aiutare i più deboli. E sono anni che Mirella, attraverso la sua associazione, aiuta concretamente le famiglie, aiuta concretamente le persone povere, le persone che hanno
sono state colpite da malattie o che sono disabili o che non sono autosufficienti, che devono essere assistite a casa. Ha difeso una ragazzina, l'ingegner Yiannakopoulos ha fatto una campagna per difendere una ragazzina costretta sulla sedia a rotelle che non poteva entrare nella chiesa di Bassano del Grappa, e lì abbiamo fatto una serie di lunghi servizi proprio sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo raccolto fondi per un bambino che aveva una gamba più lunga più corta dell'altra e doveva essere sottoposto a un'operazione chirurgica costosissima negli Stati Uniti. Questa è l'informazione a cui pensa sempre e di cui si occupa direttamente l'ingegnere Yiannakopoulos. Non ha interessi nella sanità, vuole soltanto che la sanità migliori, che possa essere gestita meglio, e noi non abbiamo fatto altro che dare voce ai cittadini che dicono: io per una visita specialistica devo aspettare dei mesi, ho telefonato, non mi hanno risposto. Questa è l'informazione che noi abbiamo dato da diversi mesi a questa parte su questo caso Yiannakopoulos che è esploso e che continua ad occupare anche le prime pagine dei giornali. Il Tribunale del riesame e persino la Cassazione hanno giudicato non diffamatori i nostri servizi. Non ce n'è uno che sia stato giudicato come diffamatorio nei confronti delle persone di cui abbiamo parlato e alle quali abbiamo mosso delle critiche. Nonostante questo, l'ingegnere Yiannakopoulos dovrà comparire in tribunale a Vicenza all'età di 82 anni, accusato non si sa bene di cosa. L'avvocato Paniz dice che sono accuse inconsistenti, che sono già state smontate, e vabbè, noi rispettiamo la magistratura, rispettiamo tutte le sentenze, però non possiamo non fare qualche riflessione su un fatto così grave che ci coinvolge così direttamente. Perché vengono screditati con questa storia, con questi titoli sui giornali, tutti i giornalisti, tutti i dipendenti del gruppo Media Nord-Est, perché sembra che noi confezioniamo un'informazione manipolata e pilotata per chissà quali obiettivi. C'è stato uno scontro personale tra l'ingegnere Yiannakopoulos e il direttore generale Bramezza, e saranno i giudici a decidere se davvero ci siano state delle minacce, se davvero queste intercettazioni siano state così gravi, perché ormai non si può neanche più parlare al telefono e dire la propria idea, che si viene intercettati e magari anche richiesti di essere rinviati a giudizio. Ci poniamo queste domande nel giorno in cui a Milano ci sono i funerali di Silvio Berlusconi. Con tutti i suoi difetti e tutti i suoi pregi, è un uomo che è stato rinviato a giudizio 30 volte, più di 30 volte, mi pare 33, ha avuto una condanna per frode fiscale. Allora delle due l'una: o Silvio Berlusconi è il più furbo dei delinquenti che riesce sempre a farla franca, oppure una parte della magistratura ha le traveggole, perché se si viene rinviati a giudizio 30 volte, si è condannati per il rotto della cuffia una volta sola, si vede che poi non si era quei criminali di cui si era parlato e di cui molti giornali avevano detto peste e corna. Torniamo alla cronaca, vediamo l'hostess trevigiana arrestata in Arabia più di un mese fa per detenzione e spaccio di droga. Pronunciata oggi la sentenza di condanna, 6 mesi di reclusione. È stata condannata Ilaria De Rosa, l'hostess 23enne di Resana in cella in Arabia Saudita dallo scorso 5 maggio con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata in cui si sperava nella risoluzione del caso e nel rapido rientro in Italia della ragazza, i giudici del Tribunale di Jeddah hanno invece riconosciuto colpevole Ilaria, condannandola a 6 mesi di carcere, una pena in ogni caso più lieve rispetto a quella pronunciata nei confronti degli altri imputati condannati a 1 anno e mezzo di reclusione. In aula al momento della sentenza la sorella di Ilaria, Laura, arrivata a Jeddah nei giorni scorsi, è ammessa alla presenza dei giudici come uditrice. Speravamo magari di averla a casa che prima, però l'importante è adesso avere una data che possa venire a casa. Il problema delle ultime settimane, come già detto, è che non c'erano notizie, quindi per chi la conosce, per i familiari in particolare, cioè non avere notizie era veramente un'attesa snervante.
Adesso il fatto sono 6 mesi, sono tanti, è vero, però l'importante è che si apra una data quando viene a casa. La giovane hostess della compagnia lituana Avion Express è rinchiusa in carcere dunque da 40 giorni. Del suo caso si era interessato personalmente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che grazie alla firma di un apposito protocollo aveva ottenuto di concedere alla ragazza di scegliere un avvocato locale tra una rosa di nomi suggerita dal consolato italiano. Sul caso era poi calato il silenzio. Oggi la condanna, le cui motivazioni si conosceranno solamente all'atto del deposito tra 5 giorni. Nelle 3 udienze i testimoni di quella serata in villa, finita con l'arresto della 23enne e degli amici che erano con lei, hanno ribadito l'innocenza di Ilaria, posizione questa sostenuta dalla ragazza fin dall'inizio, ma i giudici le hanno comunque inflitto la condanna a 6 mesi. Va ricordato che in Arabia lo spaccio è punito addirittura con la pena di morte. Il suo caso è stato seguito da vicino da Farnesina e dal console italiano a Jeddah Leonardo Costa. L'auspicio del sindaco di Resana Bosa è che la giovane possa ora scontare la pena in condizioni adeguate. Sì, speriamo che venga trattata come vengono trattati qui in Italia, quindi speriamo che anche in Arabia ci siano gli stessi trattamenti che avvengono qua nei nostri carceri. 6 mesi, ripeto, sono tanti, però abbiamo la notizia che viene a casa. Una notizia arrivata da poco: è morto sul colpo Sarni Makukulli, 23 anni, giovane di origini albanesi, residente a Caorle, che da qualche anno era stato assunto alla Coget Impianti, per la quale stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un traliccio dell'alta tensione a Castagnato, in provincia di Brescia, in via Padana Superiore, a un'altezza di 50 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare, è precipitato nel vuoto senza riuscire a salvarsi. La sua è l'ennesima morte causata da un incidente sul lavoro, la seconda in un solo giorno nel Bresciano. Andiamo, come andavamo avanti, Renato? Cosa avevamo previsto? Sì, torniamo a Padova. Sì, torniamo a Padova perché ieri, vi dicevo, è stata una giornata straordinaria per la festa del Santo, il 13 giugno, ascolti astronomici per Rete Veneta, per Media Nord-Est. Davvero abbiamo asfaltato tutta la concorrenza, non c'è storia. Quando Rete Veneta segue il Santo, gli Alpini, qualsiasi grande manifestazione, non ha assolutamente avversari da battere, perché è già scontato che li batteremo. Vediamo una sintesi della giornata che ha visto impegnata tutta la nostra redazione, tutti i nostri tecnici, tutta la nostra tecnologia. Vediamo. Buongiorno a padre Antonio Aramina, apertura ufficiale del portone, quindi si comincia. È esattamente un giorno di grande festa, possiamo finalmente aprire le porte della Basilica. Dall'alba al tramonto, in compagnia di Sant'Antonio, nel giorno della sua festa, migliaia i devoti presenti in Basilica fin dall'apertura delle 5:30, in attesa della prima celebrazione delle 6, solo l'inizio della lunga ed emozionante giornata seguita in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Questo gesto che vedete fare da una fila davvero interminabile di persone è un gesto di affidamento. Nel gesto del pellegrino, la mano posata sulla tomba del santo, le intenzioni, le preghiere, i grazie dei fedeli, un legame custodito dai frati della Basilica che hanno consegnato a Sant'Antonio le richieste arrivate da ogni parte del mondo di chi non poteva essere a Padova. Questa mano la poniamo qui a nome di tutti i pellegrini del Santo. Ricordo e affido a ciascuno di voi le vostre case, le vostre famiglie. In Basilica si sono susseguite le celebrazioni, presiedute dal rettore padre Antonio Ramina, dal vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla, dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin. Sant'Antonio è stato un uomo di pace, si è calato nel contesto del suo tempo, che non era facile, e ci indica proprio che la via della pace è la via della concretezza della vita quotidiana e deve partire dai nostri cuori. I ritmi scanditi dai momenti di preghiera e di affidamento a Sant'Antonio, nel pomeriggio ospiti di Ferdinando Avarino, i frati del Santo hanno raccontato la difficoltà che stanno vivendo i confratelli del convento San Francesco di Faenza, colpito dall'alluvione di maggio. Ma la prima immagine è, con Nicoletta, che vi vogliamo mostrare è questa, la carriola e il fango, vedete?
Questo è il fango di Faenza, questo è il fango della Romagna. Un racconto proseguito fino al momento intenso della solenne processione lungo le vie della città. La libera città di mare, il ministro provinciale, abbiamo visto anche il vescovo Cipolla. Al termine di una giornata ricca di emozioni, con i pellegrini che ancora affollavano la chiesa, le porte della basilica si sono chiuse. E per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Si è visto in Chiara Gaiani che questa mattina abbiamo aperto con un'altra intervista a padre Ramina e vediamo com'è andata la processione, un rito antichissimo che si è ripetuto per le strade, per le vie di Padova con ali di folla, davvero migliaia di persone. Le speranze per il proprio domani divenne il primo destinatario della sua parola. La fede, la devozione in Sant'Antonio, la preghiera, tutto riassunto nella processione, un rito antichissimo che si è ripetuto in questo 2023 e che ha visto protagoniste migliaia di persone. La processione prende il via alle 18:15, ci sono i gonfaloni delle associazioni, delle delegazioni religiose, le divise dei vari gruppi, la gente comune. Dietro le transenne i padovani assaporano questo rito. Non è una passeggiata, ma un rito religioso. Ecco l'uscita della statua, ecco il momento in cui esce la statua a bordo della vettura messa a disposizione della Polizia di Stato con questa nostra inquadratura esclusiva. Si cammina per meditare, pregare, applaudire quando serve, senza esagerare, per attraversare le vie della città che Sant'Antonio ha amato molto. L'emozione è forte, la reliquia del mento portata a spalla dalla confraternita di macellai, la statua del santo che chiude la processione, installata a bordo dell'auto della polizia adattata per questo scopo. I pellegrini amano moltissimo la statua e circa un'ora dopo si torna tutti sul sagrato della basilica per i saluti delle autorità. Il primo è Roberto Brandinelli, il ministro provinciale dei frati. Tanti, Sant'Antonio, ti cercano perché sei il santo dei miracoli e di sicuro ne intercedi tanti anche ai nostri giorni. Il sindaco Sergio Giordani pensa ai giovani, al futuro. Una voglia di impegnarsi per un mondo migliore, che spero non abbandoni mai le giovani generazioni, oggi spaventate da una società che sembra non lasciare spazio alle loro aspirazioni. E poi alla fine il Viva Sant'Antonio del rettore della Basilica, padre Antonio Ramina. Siccome l'anno scorso mi hanno sgridato perché non ho gridato che viva Sant'Antonio e siccome non ho una grande voce faccio un brevissimo conto alla rovescia e lo facciamo tutti insieme. 3, 2, 1 e viva Sant'Antonio. Purtroppo non ci sono miracoli o santi che possano impedire la strage sulle strade, perché ancora un incidente mortale lungo la A4 in provincia di Verona. Un operaio di Piove di Sacco è stato travolto mentre lavorava in un cantiere stradale. Stava lavorando all'interno di un cantiere stradale lungo la A4 quando è stato travolto e ucciso da una prima ricostruzione da una macchina spazzatrice. Non ce l'ha fatta Tiziano Pasquali, 60enne di Piove di Sacco, al lavoro tra Desenzano del Garda e Brescia all'interno di un cantiere di asfaltatura regolarmente segnalato nella corsia in direzione di Milano. Il drammatico incidente è avvenuto a metà mattina. Sul posto la Postrada di Verona e il SUEM, che ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma ogni sforzo per salvare l'uomo è stato inutile, troppo gravi le lesioni riportate. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore, con la coda di auto arrivata a toccare gli 11 chilometri. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale, coinvolto anche lo Spisal, visto che si tratta di un incidente sul lavoro. Adesso andiamo in diretta da Sharon Di Carlo e vediamo questo titolo di Treviso Today. C'è stato un altro incidente a Mareno di Piave, l'auto sbanda e si schianta contro un muro, è morto un 57enne, ci racconta tutto Sharon Di Carlo. Come sono andate le cose, Sharon? Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. L'ho detto lei, ennesimo incidente mortale anche sulle strade della Marca. Erano le 3 di questa notte quando Walter Ronchi, 57enne, proseguiva lungo via Conegliano, proprio qui a Mareno di Piave.
Per cause ancora da accertare, Ronchi ha perso il controllo del mezzo, della sua Opel Corsa, e si è schiantato contro il muro di un'abitazione, esattamente al numero civico 22, uno schianto fortissimo. Ronchi infatti è morto su colpo, ovviamente immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, dei carabinieri, del SUE, ma per Ronchi non c'è stato nulla da fare. Sono stata poco fa direttore alla rimessa di Susegana, dove è stata trasportata l'auto, l'Opel Corsa è completamente distrutta. Le immagini che state vedendo, immagini in questo momento, raccontano da sole il forte e drammatico impatto. Per restare il corpo, infatti, senza vita del 57enne, sono state tagliate addirittura dai vigili del fuoco le portiere e il tetto dell'auto. Tra poco invece, direttore, andrò a Conegliano perché Walter Ronchi abitava lì e incontrerò il sindaco Fabio Chies che mi ha raccontato al telefono di una comunità in lutto. Ronchi infatti era una persona molto conosciuta in città, nel territorio, ma vi racconterò tutto nel servizio di questa sera e non delle nostre telegiornali. Grazie molte, grazie a Sharon Di Carlo, inviata a Mareno di Piave. È stata davvero una strage sulle strade della Marca nelle ultime ore, 4 morti l'altro giorno. Sulla Treviso Mare si è aggiunto anche il decesso di un motociclista in un incidente sconvolgente. Stava andando verso casa sulla sua Harley Davidson, intanto infuriava una tempesta, c'era un vento fortissimo. Un lungo cavo ha attraversato la strada alla Treviso Mare e praticamente si è fissato tra il guardrail e un lampione, e quest'uomo è rimasto praticamente strangolato, pare anche addirittura decapitato. Cosa volete che vi dica? Non possiamo far altro che raccontarvi queste notizie. C'è stato un incidente tra un'auto e un camion nell'Alta Padovana. Il bilancio in questo caso è di una donna che è rimasta ferita. Incidente tra un'auto e un camion a rimorchio a Carmignano di Brenta, in via Europa. Il bilancio è di una persona ferita. I vigili del fuoco sono arrivati dalla sede di Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto la conducente, che è stata stabilizzata dal personale sanitario del SUEM e poi trasferita in ospedale. È rimasto invece illeso l'autista del mezzo pesante. I carabinieri e la polizia locale sono intervenuti per gestire la viabilità, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Vedo sul monitor una penna nera, e dove ci sono le penne nere non può che esserci il nostro alpino Lucio Zanato. A te la linea, Lucio. Però non lo sentiamo. Sì, c'è un problema con l'audio, per cui adesso tra poco risentiremo Lucio Zanato. Sapete che il prossimo fine settimana è prevista la adunata Triveneto degli Alpini a Belluno, quindi noi seguiremo tutto ovviamente come sempre. Tra poco ci ricollegheremo con Lucio Zanato. Vediamo, Renato, vediamo il servizio da Arzignano, vediamo di cosa si tratta, un servizio della nostra redazione vicentina. Vediamo di mandarlo in onda adesso, in attesa che Lucio Zanato si possa ricollegare, oppure sentiamo se per caso andiamo col servizio, vediamo. Rifiuti, avanzi di cibo, bottiglie abbandonate lungo le mura e sulle panchine, in un luogo con vincolo monumentale. Parliamo dell'area del castello ad Arzignano, spesso trasformata, come segnalato nei mesi scorsi dai cittadini, in bivacco. Nell'ultimo controllo la polizia locale, in Piazzale della Vittoria, ha sanzionato 5 giovani intenti a consumare pizze e carne con 12 bottiglie di birra sulle panchine. Per loro è scattata la multa da 50 euro. Grazie alle polizie locali siamo riusciti a intervenire e sono stati sostanzialmente sanzionati sul posto ben 5 individui che ovviamente, come si vede dalle foto, avevano lasciato lì birre
ed alimenti quali pizza ed altro proprio sulle panchine. È di un anno fa la decisione del Consiglio Comunale di approvare il divieto di consumare alcolici e cibo all'interno dell'area con tanto di cartelli informativi a salvaguardia del decoro e in considerazione del vincolo di valore architettonico che tutela l'area sul piazzale. All'interno delle mura del castello è vietato sostanzialmente il consumo di alcolici e di prodotti da fast food, proprio perché altrimenti si rischiano questi fenomeni di degrado. In attesa di collegarci con Lucio Zanato, vediamo il sottotetto di un'abitazione a Chiampo che è stato distrutto da un incendio usato come deposito, era stippato di masserizie. Chiampo. Le masserizie accumulate nel sottotetto di un'abitazione di via Rosà sono state l'innesco di un incendio a lenta combustione divampato in prima mattinata. L'odore di fumo inequivocabile ha fatto scattare la segnalazione al centralino dei vigili del fuoco. Alle 5:45 14 operatori accorsi da Arzignano, Vicenza e Verona hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni si sono estesi anche all'abitazione sottostante a seguito del percolamento. Completamente bruciato invece il materiale stippato nel sottotetto adibito a deposito. Sì, vedevo le penne nere ma non sentivo niente. Lucio, vediamo se adesso il collegamento è a posto. Ancora? Vabbè. Se no, vediamo, siccome siamo in diretta, il brutto della diretta. Lucio, a te la linea, vai. Grazie direttore, adesso abbiamo rimesso a posto, sapete com'è, nella frenesia delle cose da fare magari può capitare che un audio sfuga da qualche altra parte, probabilmente mi stava ascoltando un altro studio, ma comunque va bene così. Benvenuti, ben collegati con Belluno, siamo qui con il presidente della sezione di Belluno, vi stiamo raccontando l'avvicinamento al fine settimana dedicato agli alpini, alla Triveneta degli Alpini, e oggi è la puntata dedicata al Nevegal, perché oggi c'è stato l'ennesimo sopralluogo per definire le ultime cose. Perché avete deciso di cominciare dal Nevegal e l'alzabandiera di sabato mattina sarà proprio dal Nevegal? Perché sul Nevegal rappresenta per noi una cosa che ci lega in modo particolare proprio per la storia di 100 anni fa che è stato ricostruito il rifugio al Col Visentin e il Sacello al terzo artiglieria da montagna, poi per la costruzione del rifugio Brigata Alpina Cadore e anche della seggiovia negli anni 60, la seggiovia costruita dal settimo Alpini con i suoi muli che ha portato a compimento quella grande opera per quel tempo. Questo ha fatto sì che il Nevegal venisse rilanciato turisticamente nel periodo invernale e noi con la nostra manifestazione vogliamo dare uno spunto turistico per il periodo estivo, perché il Colle del Nevegal è una bellezza da vedere, si ammira tutta la vallata bellunese. Ecco appunto, direttore, se hai occasione quest'estate fai un giro, io ci sono stato insieme a loro a fare il sopralluogo e devo dire che visto dall'alto tutta la vallata bellunese merita, e poi magari se uno è appassionato di mountain bike merita ancora di più, tanto è vero che voi avete deciso di fare un pre-partenza, chiamiamola così, con addirittura l'arrivo di una ciclopedalata che voi avete intitolato alla memoria. Certo, è una ciclopedalata che abbiamo così inserito negli eventi del centenario 3 anni fa or sono, e quindi abbiamo voluto continuarla anche quest'anno con l'arrivo sul piazzale del Nevegal, perché il rifugio Visentin non dava capienza per tutti, quindi aspettiamo numerosi ciclisti con un benvenuto sabato mattina per le 9:30. Ecco, direttore, alle 9:30 ci collegheremo anche noi con Rete Veneta per seguire tutto l'inizio, diciamo così, della parte ufficiale della Donata Triveneta degli Alpini, perché ci sarà l'alzabandiera, ci sarà poi uno sfilamento e dal piazzale, diciamo in alto al Nevegal, ci si sposterà giù nel santuario. Per che cosa? Perché al santuario noi celebreremo la Santa Messa, quella che di solito noi ci teniamo a fare il sabato sera, l'abbiamo voluta portare sul Nevegal proprio perché quel santuario lì per noi è un legame forte con la Madonna, del quale gli alpini sono affezionati, diciamo così. Ecco, la celebrazione sarà presieduta dal Vescovo di Belluno, seguiremo in diretta anche quello, quindi appuntamento con noi naturalmente questa sera con gli aggiornamenti sull'avanzamento, diciamo così, di questo grande fine settimana da Belluno con gli alpini. E
e poi naturalmente sabato mattina dalle 9:30, forse anche qualche minuto prima, in diretta su Rete Veneto per seguire l'arrivo dei ciclisti, l'alza bandiera ufficiale e poi lo sfilamento e poi naturalmente la Santa Messa che vedremo tutti quanti insieme. Direttore, 6 domande, se no ti ridò la linea. No, grazie molte Lucio, grazie tante, e anche in questa occasione vedremo i grafici dell'Auditel con gli ascolti di Rete Veneta che sforano addirittura il televisore. Allora vediamo il presidente dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, Favero, ieri sera ad Antena 3. Vediamo. Belluno è città alpina per antonomasia per quanto ci riguarda, per cui sarà veramente un momento importante, tra l'altro dopo una grande adunata nazionale come quella che abbiamo appena concluso un mese fa circa a Udine. Credo che però anche il Triveneto, e voglio ricordarlo che il Triveneto in termini numerici per l'associazione rappresenta quasi il 45% dell'intera associazione, per cui una presenza e numeri veramente importanti. Ma quello che per noi conta in queste manifestazioni è da un lato fare quei momenti fondamentali che per noi sono quelli della memoria, quelli dell'onore ai nostri caduti, dell'onore alla nostra bandiera e quello soprattutto dei momenti della condivisione per ribadire ancora una volta i nostri valori e l'impegno che abbiamo rispetto a questi valori che sono, oltre a quelli che ho appena accennato, soprattutto alla solidarietà. Ancora un gruppo dei nostri è impegnata in Romagna dopo l'alluvione e quindi c'è un continuo impegno. Abbiamo lanciato anche una sottoscrizione perché, come per tradizione nostra, ogni volta che andiamo in un'emergenza non lasciamo mai quella popolazione da sola, ma vogliamo dargli una mano anche nella fase di ricostruzione. Diciamo che gli alpini sanno festeggiare contemporaneamente e darsi da fare. Certamente una sì. dimensione non esclude l'altra. No, assolutamente no. Noi siamo sempre pronti, disponibili, e nel momento in cui siamo disponibili e siamo pronti siamo anche poi capaci di avere quel momento, chiamiamolo di sana allegria, del saper stare insieme, che io credo sia anche questo un grande valore. Il saper stare insieme, anche saper far festa in maniera ordinate insieme, credo sia anche questo qualcosa di importante, qualcosa che ci viene da lontano, viene dalle nostre tradizioni, viene dalle tradizioni della nostra gente. Voglio ricordare che le sagre erano nate, non sono nate solo per fare festa e basta, ma per fare festa, per trovarsi, per stare insieme, per condividere. Viva gli alpini, questa mattina in regia Renato Cappoia e Francesca Pezzo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo ancora con molte notizie con Focus TG. Nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Bassano al Grappa perché c'è Alex Giuliano in compagnia del presidente del consorzio del Brenta, perché abbiamo parlato tante volte di allagamenti anche a Bassano quando ci sono intense precipitazioni e a volte ci sono anche dissesti idrogeologici. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio e come sempre un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano del Grappa per parlare di pioggia, per parlare di siccità, per parlare di bacini idrici e non solo, perché in nostra compagnia c'è il presidente del consorzio di bonifica del Brenta, Enzo Sonza. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Diciamo subito una cosa, veniamo da 2 estati particolarmente difficili, soprattutto la scorsa. Anche in questo inizio di stagione, tarda primavera, si temeva un problema siccità. La pioggia di questi ultimi giorni ha aiutato. Sì, sicuramente la pioggia ha aiutato e sta aiutando, perché fino a fine aprile eravamo messi molto peggio rispetto all'anno scorso.
E in questo momento le portate del Brenta sono ottimali, sono all'incirca 75 metri cubi al secondo e i vasi in montagna mancano poco perché il bacino del Collo è sotto di 1,30 m, per cui non c'è in questo momento criticità particolari. Siamo pronti a iniziare la stagione irrigua, stiamo facendo manutenzione normale ai canali. Quello che è ancora sotto la minima sono le risorgive che non sono ancora risalite, si attestano all'incirca a 1600 litri al secondo contro i 2500-3000 della normalità. Stagione irrigua dunque che per il momento non fa segnalare criticità, quindi diciamo agricoltori, allevatori eccetera per il momento possono tirare un sospiro di sollievo. Sì, per il momento sta andando bene e anche se dovesse cambiare il tempo la prossima settimana sono sempre giorni che abbiamo maturato, che si avvicinano al traguardo della fine irrigazione, per cui è sempre una cosa buona in sostanza. In questi giorni, oltretutto, insomma, il presidente Enzo Sonza ce l'aveva già anticipato nel corso proprio delle ultime interviste che ci ha concesso, sono usciti le bollette, quindi insomma si parla anche di costi per le famiglie. A tal proposito, Presidente, come stanno andando le cose? Purtroppo, come abbiamo già detto all'inizio dell'anno scorso, si sono avverate delle bollette, dei costi sotto l'aspetto energetico e non solo, allucinanti per il consorzio. Il fabbisogno a bilancio è stato a fine anno di 3.300.000 euro. Siamo riusciti a recuperare 1,2 milioni utilizzando gli avanzi di gestione e dei risparmi, però siamo stati costretti a emettere bollettini suppletivi per 2.100.000 euro, a gran danno soprattutto agli utenti che hanno usato l'irrigazione. Gran parte di queste bollette sono andate a carico delle utenze agricole e irrigue e questo ci rammarica perché avevamo chiesto più volte di essere aiutati in questo senso, non emettere bollettini così pesanti su una stagione di criticità per quanto riguarda la siccità. Purtroppo non abbiamo avuto riscontri e non abbiamo potuto fare altro che emettere questi bollettini. Assieme a noi ci sono stati altri 3 consorzi, perché sono 4 i consorzi in Veneto che hanno emesso i bollettini. Noi abbiamo aspettato fino all'ultimo per recuperare tutto il possibile, però più di così non è stato possibile fare e l'ultima cosa che abbiamo cercato di fare per andare incontro proprio al mondo agricolo è quello di fare la terza rata, di dare la possibilità a chi va in difficoltà di postdatare il pagamento in modo di aiutare tutti quanti. Quindi un aumento dei costi reso necessario, inevitabile. Chiaramente valuteremo poi nel corso della stagione estiva gli ulteriori sviluppi sia per quello che riguarda insomma, le riserve idriche che appunto altre novità. Da Bassano per il momento è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex Giuliano. L'acqua sempre protagonista nel bene e nel male, o ce n'è troppo poca, quindi grandi bombe d'acqua oppure periodi di siccità, e tutto questo è dovuto ai cambiamenti climatici. Davvero sfortunata una trevigiana di 43 anni che era al Cavallino in spiaggia, stava facendo la doccia, ha ceduto la grata sotto la doccia, è caduta in un pozzo e si è procurata degli ematomi e anche un trauma toracico. Agitazione e sto tremando, ecco, perché non riesco a rimuovere l'istante nel momento in cui sono caduta nel buco. Non ci sono solo le ferite fisiche, il contraccolpo per quanto accaduto ieri è anche e soprattutto psicologico. Protagonista della brutta avventura vissuta nel pomeriggio in uno stabilimento di Cavallino, una professionista trevigiana di 43 anni che, approfittando di un giorno di ferie, ha trascorso qualche ora in spiaggia, ma quando decide di rinfrescarsi facendo una doccia succede l'imprevisto. Nel momento in cui mi sono posizionata per farmi una doccia, tutto d'un tratto è ceduto l'asse sotto di me, sotto i miei piedi, e sono caduta in pratica in un buco profondo. La donna sbatte il torace e le gambe lungo le pareti, fortunatamente riesce ad aggrapparsi facendo forza con le braccia per non scivolare fino in fondo. C'era un pozzo
a perdere, dove tutto lo scarico dell'acqua andava lì, della doccia. Ho urlato aiuto perché non avevo più le forze per tenermi. I presenti accorrono, afferrano la 43enne portandola in salvo. Già da 2 giorni si segnalava questa asse, diciamo, che era in condizioni non proprio perfette. Per fortuna o per sfortuna è successo a me. Se fosse successo un anziano, penso a un bambino, io le dico il torace, insomma io sono una ragazza comunque 1,70 m, ecco, quindi io ho sbattuto il torace sotto il seno, quindi ero già giù di 1,5 m e mi mancava già ancora 50 cm per toccare l'acqua, quindi un bambino secondo me non so come avrebbero fatto a tirarlo fuori. La professionista è costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Jesolo, che le riscontrano un trauma toracico e al ginocchio sinistro, un'abrasione cutanea e un ematoma alla coscia destra. Doveva essere una giornata di relax e si è trasformata in un incubo, racconta ancora la donna. Un film dell'orrore, quelle cose che si raccontano. Non mi interessa essere risarcita, aggiunge ancora la 43enne. Ho voluto raccontare questo perché non accada mai più. Spero che questi avvenimenti non accadano più, ecco, perché sono dei rischi che poi si pagano. I responsabili devono un attimo mettersi la mano sulla coscienza e cercare di essere un po' più vigili, anche perché queste strutture oltretutto viene anche pagato un servizio. Servizio Francesca Bozza, restiamo sul litorale del Veneto perché ci sono polemiche a Jesolo sulla mancata revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco parla di un fatto storico, l'Associazione Nazionale dei Partigiani replica: bisogna prendere le distanze da questo regime. Vediamo. Lo scorso 25 aprile Ampi ha chiesto al comune di Jesolo di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, ma il sindaco ha respinto la richiesta al mittente. Abbiamo accolto con stupore la richiesta da parte dell'Ampi di revocare la cittadinanza a Mussolini, perché riteniamo che sia più uno spot che un atto concreto di vicinanza democratica. Ricordo che la precedente amministrazione, che era sostenuta anche dal Partito Democratico e che evidentemente aveva una sensibilità forse maggiore alla mia sul tema, non ha ritenuto di accogliere la stessa richiesta. Quindi se le motivazioni che stanno nel fatto che probabilmente al tempo la cittadinanza onoraria è stata data da tutte le amministrazioni comunali, la quasi totalità. L'amministrazione sostiene che si tratti di un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente e che non si possa cancellare quanto fatto nel periodo fascista. Ampi però replica. Noi non chiediamo di cancellare la storia né di demolire edifici di epoca fascista, chiediamo al sindaco di Jesolo, alle istituzioni di Jesolo di compiere oggi un atto dall'alto valore simbolico pienamente antifascista, revocando una cittadinanza onoraria che poi peraltro non fu una scelta dell'allora cava Zuccherina. Ecco, bisogna prendere le distanze da questo regime. De Zotti ribadisce poi la sua posizione nei valori del 25 aprile e lancia una controproposta. Io la vicinanza ai valori democratici della Costituzione la dimostro giorno per giorno. L'ho fatto il 25 aprile partecipando in prima persona alle celebrazioni, dicendo delle cose molto chiare sull'irreversibilità della scelta democratica. Tra l'altro le mie parole erano state al tempo anche apprezzate dall'Ampi locale, quindi non capisco la polemica di oggi, ma anzi io faccio un passo avanti. Piuttosto che togliere, io propongo di aggiungere. Perché non dedicare uno spazio della nostra città agli eroi della resistenza iesolani? Spaccio, risse e tour alcolici, la sicurezza è diventata un problema anche nel cuore di Venezia e a Rialto c'è anche chi inizia ad aver paura ad uscire di casa dopo una certa ora, non solo a Rialto. Vediamo. Qui stiamo parlando di anni che ormai la situazione è di completo degrado.
perciò possiamo parlare degli spacciatori che sono in pianta stabile qui a Rialto, poi possiamo parlare di gruppi di ragazzotti che vengono da terraferma a brindare, a festeggiare il loro addio al celibato, possiamo parlare delle spaccate, ma io credo che questo le istituzioni lo sappiano bene e noi cittadini ci sentiamo leggermente presi per i fondelli. È stanco Iginio Mascari, titolare di un'antica drogheria e storico portavoce dei commercianti di Rialto, e con lui lo sono altri residenti dell'antica area in cui è nata Venezia, se è vero che persino qui c'è chi ormai ha paura ad uscire di casa la sera, soprattutto nei fine settimana. Nonostante questa diventi una delle zone calde della movida, di forze dell'ordine, dicono i residenti, se ne vedono poche. Venerdì e sabato spariscono tutti, forse perché non avendo né armi politiche né armi istituzionali in mano per contrastare questo degrado si defilano, cioè il famoso struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ecco, l'istituzione è un esempio eclatante. Mascari non vuole più sentire parlare di emergenza perché l'emergenza è uno stato temporaneo, mentre a Rialto i problemi di sicurezza sono oramai la normalità. Eppure, vista la situazione, non sarebbe difficile ripristinare quel minimo di legalità che il cuore di Venezia dovrebbe avere. Di sera qui in Campo Bella Vienna, che ci sono spacciatori, ragazzi che si sballano e violenza a iosa, mantenere un posto di polizia fisso, ma a costa soldini. Sì, ma le tasse le paghiamo tutti, non solo per il cerotto in ospedale, anche per la sicurezza. E c'è chi, lo sa bene a Palazzo, ha fatto 2 campagne elettorali sulla sicurezza pubblica e non se n'è proprio vista. È comprensibile lo sfogo di questo veneziano. Festa a Castello, sempre a Venezia, per il varo di una nuova gondola allo squero di Sant'Iseppo, ma i cantieri per costruire le tipiche imbarcazioni veneziane sono sempre di meno ed è un patrimonio che rischia di scomparire. Sentiamo la nostra redazione veneziana. È meraviglioso perché la gondola è il simbolo di Venezia. Allo squero di Sant'Iseppo si vara una nuova gondola costruita in questo cantiere e, nelle parole di Paolo Crea, gondoliere per mezzo secolo, c'è tutta la gioia di una di quelle giornate di festa vere, spontanee, in uno dei rari luoghi di Venezia rimasti intatti e per ora solo sfiorati dalla turistificazione di massa. Questo squero, lo squero San Iseppo, funziona, è aperto, dà lavoro a delle maestranze e si creano quelle costruzioni incredibilmente belle che sono le gondole. Cosa c'è di più tipico e di più grande e più bello di fare e costruire e manutenere gondole? Questo noi facciamo. Purtroppo però, seguendo la scia di quei drammatici processi che stanno uccidendo Venezia, persino un'attività che dovrebbe essere tutelata e incentivata come costruire gondole sta invece diventando sempre più difficile. Nel futuro vedo questo mestiere che va un po' morendo, perché da 50 anni a sta parte, da 50-60 cantieri, siamo stati in 5-6. Non solo, il progetto di ricostruzione del Teatro di San Cassiano, promosso dall'imprenditore e musicologo inglese Paul Hodkin, potrebbe avvenire proprio qui a Castello, in questo complesso di proprietà del comune, che però è in usufrutto perpetuo della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati. Diciamo che ci stiamo confrontando con la possibilità che qui venga realizzato qualcos'altro. Ma è una possibilità, io dico, remota, nel senso che noi abbiamo titolo per essere qui in questo squero e lo abbiamo anche dal fatto che siamo qui da 156 anni. Oggi comunque qui si parla d'altro, dell'arte di comporre gondole, di mettere assieme 280 pezzi fabbricati con 8 essenze di legname diverse che testimoniano tutta l'arte e l'abilità che si tramanda da generazioni, assieme ad un carico di storia che è un atto d'amore per Venezia. Fai una cosa che riguarda la storia della tua città o della mia città in questo caso, e quindi per me è molto pesante, però allo stesso tempo è anche molto soddisfacente. Cioè, alla fine, quando ho creato quello che credo sia la cosa più bella di Venezia. È una bella storia dal veneziano nostro collega Filippo Fois. Andiamo adesso a Bassano del Grappa perché c'è una vicenda che riguarda un'opera di Jacopo da Ponte. Ci racconta tutto in diretta da Bassano del Grappa Monica Smiderle.
Buongiorno a tutti, siamo all'interno del Museo Civico di Bassano, con noi la direttrice del museo Barbara Guidi che ci ospita. Perché siamo al museo? Perché l'amministrazione comunale di Bassano e il Museo Civico naturalmente hanno la volontà di acquistare il quadro che vedete alle mie spalle. Si tratta di un ritratto di uomo in armi di Jacopo Bassano. Perché, direttrice, acquistare proprio questo quadro? Beh, perché è un capolavoro, lo può vedere chiunque sia già venuto in visita alla mostra ai Bassano, storia di una famiglia di pittori. Jacopo Bassano è un pittore che è rimasto celebre per le sue grandi pale d'altare, per i quadri a tema pastorale, ma in realtà sappiamo che fu anche un grandissimo ritrattista. Molti ambivano ad essere ritratti da lui, in alcuni glielo chiesero, ma ad oggi si conoscono solo 6 ritratti di Jacopo Bassano e questo alle mie spalle è uno di questi 6, sono sparsi per tutto il mondo. Riuscire a tenerlo in questa città e a unirlo alla già ricca serie di capolavori che noi possediamo di Jacopo e dei suoi figli sarebbe un traguardo eccezionale che arricchirebbe in maniera veramente significativa le collezioni della nostra città. Spieghiamo, direttrice, che attualmente il quadro è esposto all'interno del Museo Civico di Bassano nell'ambito di una mostra temporanea ed è in prestito. Esattamente. Noi abbiamo l'intenzione di raccogliere una cifra sufficiente a farlo restare qua per poter riaprire il museo in autunno con questo dipinto esposto in grande evidenza nel grande salone dal Pontiano del piano nobile. È un dipinto che insomma ha un valore molto alto, ma che la città di Bassano riuscirebbe a portare a casa con una cifra, insomma, la definiamo ragionevole, direttrice, di 300.000 euro. Sì, sono molti mesi che io sto lavorando a questo acquisto. È un quadro che dal momento in cui ho saputo che era disponibile all'alienazione ho parlato molto con la proprietà e ho fatto capire l'importanza del fatto che possa entrare in una prestigiosa raccolta pubblica ed effettivamente il valore di vederlo in un grande museo, nella più importante raccolta al mondo di quadri di Jacopo Bassano e della bottega dei Bassano, è un valore aggiunto anche per la proprietà che cederà l'opera e da qui siamo arrivati a una cifra che è assolutamente ragionevole, raggiungibile, ma che comunque continua ad attestare il grande valore di questo dipinto. Lei diceva ragionevole e raggiungibile attraverso un sistema che è quello dell'art bonus anche. Sì, abbiamo immaginato un percorso diciamo strutturato complesso in cui l'amministrazione fa la sua parte per 1/3 della cifra ed è un investimento importante per un'amministrazione pubblica e poi attraverso lo strumento dell'art bonus raccogliere la restante cifra per poter appunto assicurare questo dipinto nelle nostre collezioni. Quindi avvicinare eventualmente imprese del territorio appunto con delle erogazioni liberali fino alla cifra dei 300.000 euro. Direttrice, ma chi è quest'uomo? Quest'uomo è sicuramente un cavaliere, veste un'armatura, ma possiamo vedere dalla sua espressione che la guerra, il combattimento non era la sua unica preoccupazione, il suo unico pensiero. Questo sguardo è un po' trasognato, lievemente malinconico, molto dolce a tratti, sicuramente ispirato. Beh, questo ci dice che questo cavaliere era un personaggio speciale che probabilmente aveva una levatura di cultura molto alta. Stiamo lavorando per individuare appunto l'effigiato e speriamo che la pista che stiamo percorrendo ci faccia avere una bella sorpresa. Da Bassano del Grappa, dal Museo Civico di Bassano è tutto, la linea torna allo studio. Un po' perplesso con la sua armatura, sembra voler dire ma devo ancora andare in battaglia. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Decisa la data del congresso regionale della Lega qui in Veneto, che si svolgerà
il 24 di giugno, che è un sabato. Molto interesse per questa consultazione. Sarà presente anche Matteo Salvini. Sono in calo le vendite dei frigoriferi e c'è preoccupazione tra i sindacati dell'Electrolux Susegana, perché per la prima volta cassa integrazione di 10 giorni, non era mai stata tanto lunga. Vediamo. Doccia gelata, anche perché nelle precedenti incontri avevano sì significato una difficoltà di mercato, ma non di queste dimensioni. 10 giorni di cassa integrazione ordinaria per almeno 1 migliaio di lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana. Notizia che arriva a pochi giorni dall'accordo raggiunto tra sindacati e azienda per un pacchetto di investimenti per 110 milioni fino al 2026 nel sito produttivo trevigiano. Ora la comunicazione della CIG legata ad un calo significativo delle vendite di frigoriferi. Avevano previsto inizialmente 750.000, poi 700, poi 670, adesso 640, e quindi i numeri sono significativi e adesso cominciano a preoccupare, perché finché fai un giorno di cassa, 2, ogni tanto anche sulle retribuzioni un peso, adesso sono 8-9 giorni consecutivi e questo falciderà in maniera pesante la retribuzione nel mese di giugno. Dopo la giornata di lunedì scorso, cassa integrazione dal 15 al 26 giugno. Tanti giorni consecutivi così non ho ricordi personali. Breda spiega come le cause siano diverse: da un lato i mobilieri che si stanno fermando per la recessione europea in corso, mentre in Italia si sentono gli effetti della frenata del super bonus edilizio 110%. A livello nazionale il sindacato dei metalmeccanici ha proclamato 4 ore di sciopero il 7 luglio nei settori particolarmente in crisi, ma prima di questa data ci saranno altri 2 importanti appuntamenti. Il 20 di giugno hanno convocato un tavolo sull'elettrodomestico al Ministero e non escludo che la spinta che arriverà da tutte le parti, aziende e sindacati, sia quello di vedere, di riprendere, di fornire degli interventi industriali, di politica industriale che favoriscano la ripresa e il rilancio dei vari settori. E poi il 26 è già convocato il Consiglio, le RSU, la rappresentanza dei lavoratori, per un nuovo incontro per fare il punto dei nuovi livelli che eventualmente arrivano. Cosa c'entra un liceo di Vicenza con il Made in Italy? Ce lo spiega in diretta da Vicenza Daniele Garbin. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in compagnia col consigliere comunale Jacopo Maltauro. Buongiorno a tutti. Siamo qui per un motivo particolare, parliamo del liceo Made in Italy. Ecco, partiamo proprio da questa introduzione che il governo intende proprio avviare con la riforma dei licei di scienze umane, e soprattutto perché in questo caso c'è anche un esponente della Lega, consigliere comunale, che ha proprio frequentato questo liceo. Ma finalmente c'è un governo che si preoccupa e che si occupa di tutelare e valorizzare Made in Italy. Noi abbiamo un patrimonio prezioso straordinario, un patrimonio che va tutelato e valorizzato a partire dalla base. L'istruzione è alla base di un paese, andare a dare l'opportunità a tanti giovani di formarsi e di fare business su quelli che sono i nostri asset strategici è qualcosa di intelligente e lungimirante. Ecco, noi facciamo un passo indietro perché dopo questa introduzione c'è stata il 9 giugno una protesta a livello nazionale. Sembra che questa introduzione, la sostituzione più che altro, no, tra il del liceo Made in Italy con l'indirizzo economico-sociale non piaccia a studenti, insegnanti e genitori, perché verrebbero cambiate, diciamo, per chi ancora non lo sa, alcune materie di studio, verrebbero soppiantate le parti umanistica, diciamo, con competenze invece più tecniche, più pratiche, legate proprio alla formazione all'e-commerce. Ecco, è proprio questa cosa che non piace, non convince, la componente umanistica tipica del liceo umano, ed è su questo che insomma nasce la protesta. Lei cosa pensa? Guardi, io sono consigliere comunale della Lega anche grazie all'esperienza vissuta all'interno del liceo economico-sociale. L'ho frequentato per 5 anni, è stata un'esperienza straordinaria al liceo Fogazzaro che mi ha dato tanto dal punto di vista umano, giuridico,
giuridico, di preparazione, e mi ha anche consentito poi di appassionarmi alla politica e di diventare consigliere comunale nel 2018 a 18 anni, per cui ne riconosco fortemente il valore formativo e anche il valore educativo di questo indirizzo liceale, che poi peraltro è anche particolarmente frequentato, perché sul nostro territorio Fogazzaro e Quadri hanno sempre un buon riscontro da un punto di vista delle iscrizioni. Non vedo in ottica, diciamo così, sostitutiva ma integrativa la scelta di dare l'opportunità a tanti giovani italiani di formarsi ed educarsi su quali sono gli asset strategici del nostro paese, per cui il liceo del Made in Italy secondo me rappresenta una svolta importante, costruttiva, lungimirante, che può dare al nostro paese tanto in termini di competitività e di opportunità imprenditoriale. Questo tipo di scelta preziosa va anche in ottica, secondo me, collaborativa e costruttiva con l'economico-sociale, per cui vediamo poi nella fase, diciamo così, di sviluppo dell'introduzione del liceo del Made in Italy di trovare anche un'ottica in cui ci può essere una coesistenza laddove possibile. Ecco, noi diciamo anche per correttezza che nel nostro territorio vicentino, parliamo in provincia, sono 5 istituti, a Vicenza il Quadri e il Fogazzaro hanno un boom di presenze, sono 5 classi, il Fogazzaro al 2023 mentre 3 al Quadri. È proprio questo il punto, cosa succederà, che segnale a questo punto diamo a questa parte, insomma, che anche perché ha formato questo legame con le attività produttive tipiche del Vicentino. Ma allora, attualmente parliamo di un disegno di legge del governo che avrà un suo sviluppo e chiaramente un suo percorso anche evidentemente al di là dell'opinione pubblica, che va tenuta in considerazione anche parlamentare. Per cui io credo che ci siano poi anche i margini di capire e comprendere quali aggiustamenti e quale ricaduta poi pragmatica sul territorio. Io la ritengo davvero una scelta lungimirante. Il governo sta dicendo: ragazzi, se l'Italia, se il Veneto vuole essere competitivo anche nei prossimi anni, dobbiamo partire a dare l'opportunità ai tanti ragazzi di formarsi sui nostri asset, sul nostro patrimonio prezioso, sulla moda, sull'alimentare, sul manifatturiero. Da questo punto di vista riteniamo anche opportuno riconoscere quelli che sono i modelli che funzionano, vincenti, e il liceo economico-sociale, soprattutto sul nostro territorio che respira di impresa, è stato negli ultimi anni un modello vincente che a mio avviso va comunque tutelato e da quale si può partire e ripartire, insomma. Va bene, grazie. Allora ringraziamo il consigliere, proprio in bocca al lupo. E con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e al consigliere Maltauro. C'è stato un grande successo per l'edizione 2023 della Fiera delle Belle Notizie a Vedelago. Sfiora quasi quota 800 il numero delle good news raggiunte in questa edizione, in scena per tutto il weekend a Vedelago. Un'iniziativa del progetto iCare che ha permesso ai ragazzi della scuola secondaria di ricercare per tutto l'anno scolastico belle notizie tra le righe di quotidiani locali e nazionali. Ho voluto al mio fianco Cristina Andretta, così dice il neoeletto primo cittadino Giuseppe Romano, che si complimenta con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo e con tutti coloro che hanno contribuito per realizzare questa iniziativa. Un'emozione e al tempo stesso un esempio rivolto ai ragazzi, dichiara l'ex sindaco di Vedelago. L'importante è saper guardare avanti e al bene della città che deve continuare a crescere. Siamo alla quinta edizione del progetto Belle Notizie, che parte dal concetto che la scuola deve essere un ambiente vivo e vivace e sempre presente con la realtà, sempre collegato con la realtà. I ragazzi curano per tutto l'anno scolastico una relazione con un protagonista delle belle notizie fino all'incontro finale in cui riallacciano quelli che sono stati i contatti e quindi presentano al pubblico e ai loro compagni la loro bella notizia. Un lavoro di certo non facile, visto che la notizia doveva rientrare tra la cronaca o la politica, ad esclusione delle sezioni della cultura o dello sport, e doveva riportare episodi di bontà, generosità, di sogni realizzati. Nell'arco dei mesi sono state ben 130 le notizie che gli studenti hanno scovato. Questa formula del incontrare i ragazzi nostri, farli incontrare con persone che vivono diverse esperienze nella società, è vincente perché loro possono arricchire davvero in modo profondo la loro esperienza di vita. È tutto per oggi, diamo solo un'occhiata alla prima pagina del Gazzettino con il titolo che compare su tutti i giornali: folla al Duomo per i funerali alle 15 di Berlusconi, la diretta in TV, il Cavaliere sarà cremato a Valenza, Orban, presidente ungherese tra i presenti, anche Elly Schlein, ma non Giuseppe Conte. Grazie, è tutto per oggi, grazie a Renato Cappoi e Francesca Pezzo in regia, buona giornata.